L'amministrazione comunale di Castelfranco Veneto intende, con una serie di attività che si svilupperanno nel corso di quest'anno e del prossimo, valorizzare la figura di una nostra illustre concittadina, Tina Anselmi, al fine che la città si possa appropriare della sua figura, dell'alto valore politico, morale ed etico da lei espresso nell'impegno che Tina ha sempre professato in politica e per gli altri. Parleremo di fatti storici della storia del Novecento. Parleremo di una persona che è vissuta fra di noi, che molti hanno avuto modo di conoscere, di parlarci assieme. Ricordo le domeniche, di solito dopo la messa, quando lei era sempre disponibile a soffermarsi con tutti e molto apprezzati erano i suoi punti di vista. Tina Anselmi è nata il 25 marzo del 1927 ed è mancata il 1 novembre del 2016 all'età di 89 anni. Conseguito il diploma di maestra, nel 1948 si laureò alla Cattolica di Milano e si dedicò all'insegnamento per 7 anni. L'esperienza giovanile, che ora i nostri relatori vi presenteranno, segnò profondamente Tina. Allora, in quel momento, Tina aveva 17 anni. Ed ecco Lady Line della locandina. Capì allora che per cambiare il mondo bisogna esserci. Una frase che invito i giovani a tenere bene in mente. Tina Anselmi, dopo l'esperienza partigiana, milita nell'Azione Cattolica e nel sindacato della CGIL e della CISL. Conosce la politica grazie a Domenico Sartor, avvocato e intellettuale di Castelfranco, e sempre Sartor le chiese di occuparsi delle filandine e lei trovò naturale farlo. Queste due radici, la resistenza e il sindacato, assieme al cattolicesimo della nostra terra, diedero genesi all'Anselmi al suo impegno politico in difesa dei diritti e della piena libertà delle donne lavoratrici e dei più deboli in generale. Nel 1959 entra nel Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana e aderisce alla corrente dorotea. Nel 68 viene eletta alla Camera dei Deputati e vi rimase fino al 1992 per ben 24 anni. In quegli anni, da metà del 1976 al 1973, 3 anni, ricoprì l'incarico di Primo Ministro del Lavoro e poi della Sanità, che la portarono a firmare il 23 dicembre del 1978 la legge 833 che inserisce il servizio sanitario pubblico in Italia. Nel 91, per volontà del ministro dell'onorevole Nilde Iotti, Tina Anselmi venne nominata Presidente della Camera parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, commissione che si è conclusa nel 94. Mentre nell'89 Anselmi ricoprì l'incarico della Commissione nazionale per le pari opportunità che diede i diritti alle donne e agli uomini. Nel 92 cessa l'attività di parlamentare. In letteratura ci possono trovare molte pubblicazioni sulle moltissime attività da lei svolte e vorremmo che attraverso questo progetto la città potesse approfondire di più il luogo e l'impegno lavorativo dell'Anselmi svoltesi in particolare a Roma. Voglio ora spiegarvi sommariamente che tipo di progetto intende l'amministrazione comunale portare avanti. Il titolo è questo, Tina Anselmi, una vita per la Repubblica. Il convegno di oggi parlerà della giovane Tina Anselmi e, seguendo tutto il processo di vita, i lavori che ha svolto la Tina Anselmi in questo periodo nelle sue attività, è stato facile anche declinare questa progettualità.
Allora, ripeto, il convegno di oggi, la giovane Tina Anselmi, i relatori saranno Mauro Pitteri e Maria Teresa Segra, due studiosi in materia, e abbiamo ottenuto il patrocinio dell'ufficio scolastico regionale, il MIUR, e la collaborazione della CISL Veneto. Seguirà subito dopo le vacanze, quindi ottobre-novembre, un ulteriore convegno, la Resistenza, e su questo tema stiamo cercando dei relatori di caratura nazionale proprio perché vogliamo che questo progetto non venga dimenticato. Mentre la sanità e il servizio nazionale hanno già accettato l'incarico e lavoreranno insieme l'Università di Padova e l'ULSS per uno studio scientifico accademico. La legalità sarà curata in un ulteriore convegno con la collaborazione di due magistrati, dei quali uno ha già dato la sua disponibilità e l'altro siamo in attesa di risposte. L'Istituto Istresco curerà la spoliazione degli ebrei, altro argomento che l'Anselmi si è trovata ad impegnare, e questo già entreremo nel prossimo, anzi siamo già a maggio del 2023. Poi è necessario anche conoscere il filo della vita di questa grande donna e per questo intendiamo dare vita ad una mostra che attraverso queste immagini iconografiche ci facciano capire il suo sviluppo e soprattutto anche e anche una raccolta di tutte le pubblicazioni particolari DVD che già esistono, quindi avere già una catalogazione di quanto ha fatto. Ci è stato proposto un corso di formazione per docenti, che per attivare questo abbiamo bisogno delle necessità sia dell'ufficio scolastico regionale che quello provinciale. Abbiamo avuto un incontro con Claudio Nicola, che è il direttore amministrativo della Rai Cinema, e lui ci ha confermato che quest'anno, nella seconda metà del 2022, saranno eseguite le riprese e poi verrà presentata tutta una comunicazione tale che l'Anselmi avrà un risvolto nazionale, proprio verrà risvegliata questa figura. Stiamo pensando di realizzare veramente un bene iconografico. Come? Stiamo dialogando con altre istituzioni per trovare un luogo per dedicare a lei uno spazio e per far sì, come ho ripetuto altre volte in altri incontri, se effettivamente ci sarà interesse da parte della città, noi vorremmo veramente istituire un centro studi. Abbiamo già realizzato il logo per questo evento e ci stiamo impegnando per trovare dei finanziamenti, perché per fare le cose fatte bene servono anche delle risorse. Cercheremo di utilizzare la legge regionale 206 della Regione Veneto inerente ai grandi eventi e vedremo come risponderà il Ministero della Cultura, la Camera dei Deputati e la Presidenza della Repubblica. Non ci dispiacerebbe poi se nella Castelfranco ci fossero anche degli sponsor che contribuissero a realizzare il massimo di questa attività. E ci vogliamo credere perché il mecenato poi rimane nella storia. Immaginate la targa, opera realizzata per merito di. Bene, allora iniziamo questo primo convegno. Porto i saluti anche del sindaco che arriverà leggermente in ritardo in quanto è stato impegnato in un altro importante incontro a Treviso, mi ha garantito che arriverà e vi spiego un momentino come si sviluppa questa serata. Partirà adesso un video che avrà una durata di circa 20 minuti e poi riceveremo sul palco il professor Mauro Pitteri e Maria Teresa Segra.
Invito il segretario generale della CISL a venire sul palco e se gentilmente porta i suoi saluti. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Anche da parte nostra, della CISL del Veneto, io sono segretario generale della CISL di Belluno Treviso e rappresento oggi la CISL del Veneto. C'è il nostro segretario generale Refosco, Gianfranco Refosco, in sala, ma siccome siamo territorio ospitante mi ha chiesto di rappresentare la CISL del Veneto. Io ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale per averci proposto quali partner in questo percorso dedicato a Tina Anselmi, quindi da parte nostra ci sarà una forte collaborazione in tutto questo percorso che è stato illustrato. Non possiamo che apprezzare, sia come cislini che come cittadini italiani, tutte le iniziative mirate a commemorare e celebrare la grande figura di Tina Anselmi. Figura che noi della CISL abbiamo conosciuto molto bene. Credo che come CISL potremo dare, come stiamo già facendo, un contributo significativo per la valorizzazione e la riscoperta di questa grande concittadina che oggi tutti noi unanimemente riconosciamo come madre della patria. Lei è stata madre anche senza avere figli, perché come una madre curò i bisogni dei suoi concittadini, delle lavoratrici, dei lavoratori, dei più deboli. Lei è stata madre anche della nostra CISL, madre dei diritti delle donne, madre dei diritti dei più deboli. Dalla sua scomparsa la CISL del Veneto decise di dare avvio ad un ampio progetto storico e culturale dedicato a rendere onore e tenere viva la memoria della figura di Tina Anselmi, ma soprattutto del suo lascito morale e valoriale. Saremo capaci di onorare davvero la vita e la storia di Tina nella misura in cui sapremo praticare i valori che lei praticò per prima. In primis il valore della democrazia, della libertà, della legalità, della moralità nella vita pubblica, dell'alto senso dello Stato. Tina, subito dopo la liberazione, fu subito attiva nel mondo sindacale veneto, in particolare nell'area della provincia di Treviso e nella Castellana. Prima nella corrente sindacale cristiana della CGIL e poi nella neonata CISL, libera CGIL e poi neonata CISL. I rapporti con la CISL rimasero sempre molto importanti anche dopo l'assunzione delle cariche pubbliche e hanno anche ispirato alcune sue iniziative legislative in Parlamento assieme alla CISL. Lo abbiamo raccontato tra l'altro in un altro libro, sempre curato da Mauro Pitteri, che è La ragazza della bandiera, dedicato a Francesca Meneghin, che è stata sua strettissima amica, sodale e collaboratrice di Vittorio Veneto, ancora in vita Francesca Meneghin. In questo splendido teatro, tra l'altro il 9 novembre del 2018, abbiamo anche presentato la prima dello spettacolo teatrale La Scelta, che parla proprio delle tante iniziative e delle tante battaglie che Tina fece nei suoi anni giovanili. La scelta fu quella di esserci, di impegnarsi, quindi la scelta nasce da questa presa di posizione di Tina, che poi si traduce nella frase che è riportata nella locandina, che capì allora che per cambiare il mondo bisognava esserci, e quindi esserci per cambiare, che è diventato anche il titolo del congresso nazionale della CISL che si apre mercoledì prossimo a Roma, il nostro congresso nazionale. Non a caso lo spettacolo è tratto proprio dal libro, quindi lo spettacolo La Scelta di cui si parla oggi, la giovane Tina Anselmi, a partire da quella la scelta di entrare nella Resistenza, libro che ha ricevuto il personale apprezzamento del presidente Mattarella. Sarebbe una bella cosa, ma il sindaco non c'è, ma glielo diremo, gliel'abbiamo già detto, poterlo riproporre questo spettacolo magari nel prossimo autunno, soprattutto al pubblico giovanile, ne vedo molti in sala, quindi è molto significativo e importante che i giovani possano ascoltare le memorie, la storia di Tina, che è una storia che è unica per il tempo e il contesto in cui si è sviluppata la sua vita, che non era un contesto attuale in cui ci sono maggiori libertà e anche minori vincoli culturali, dove è stato tra l'altro portato in scena, ha riscontrato un coinvolgimento molto persino inaspettato. Tina Anselmi, lo capiremo meglio ascoltando i relatori, è una donna che abbiamo appena cominciato a conoscere bene,
che ha segnato la vita sociale dell'Italia e ha oggi ancora molto da dirci e da darci. A noi sindacalisti, agli amministratori pubblici, a noi rappresentanti della società, del lavoro e ai rappresentanti della politica ha ancora molto da insegnare, ma anche a tutti noi semplici cittadini. E per questo noi siamo orgogliosi di averla avuta come CISL, come fondatrice, quindi ringrazio ancora una volta l'amministrazione comunale di Castelfranco per l'impegno che ha preso e andiamo avanti in questo lavoro perché credo che sia solo l'inizio di un percorso di valorizzazione di Tina che merita ben altro e ben impegno di tutti quanti. Grazie. Grazie segretario. E io alla regia darei il via per la prima parte di questo convegno. Grazie. Avevo 17 anni, facevo l'ultimo anno che mi separava dal diploma e quindi quel periodo che ho fatto la resistenza avevo il problema di studiare per chiudere il mio ciclo scolastico e nello stesso tempo di dare alla resistenza quel contributo di tempo, di rischio. Marcella Dallan ci raccontava che è stata lei a chiederti, su suggerimento di Gina Sartor, se eri disposta a entrare, a dare una mano alla resistenza, perché già sapeva che su di te si poteva contare. E il colloquio è venuto proprio in quello spiazzo lì davanti alla mia casa e la Marcella mi domandò se io avevi accettato questo compito che era di rischio. Ne parlammo, io ero già fortemente inclinata a dire di sì, dissi di sì e allora il comandante mi volle conoscere per dirmi i pericoli a cui io andavo incontro. Lui mi disse molto apertamente: se in qualunque delle missioni che compi sei presa, sei individuata, ricordati che ringrazierai il cielo se ti uccideranno, perché quello che pagate voi ragazze è un prezzo molto alto. Una ragazza di 17 anni, sentirsi fare un discorso di questo genere, cioè quindi un richiamo a una responsabilità molto alta. Ma c'era un forte sentimento che spingeva a finire la guerra, perché quello che noi vedevamo nei nostri paesi, anche qui se vi muovete vedete le lapidi dei ragazzi che sono stati uccisi, impiccati, bruciati vivi, quindi la spinta a cambiare questo corso degli avvenimenti era molto forte, prevaleva sulla paura e su altre considerazioni. Chi gridava, chi piangeva, chi tentava di scappare. Pensiamo che noi eravamo le più grandi e avevamo 17 anni, ma c'erano quelli che avevano 10 anni, 11 anni, bambini, che di fronte allo spettacolo degli impiccati inorridivano. È terribile vederli impiccati. Terribile. Hanno portato anche le classi delle elementari. Come? Anche le classi delle elementari? Sì, tutte le scuole. Tutte le scuole. Poi, dopo che ci hanno fatto vedere gli impiccati, siamo state lasciate libere di tornare a scuola e a casa. Naturalmente in classe ci fu uno scontro fra di noi, fra quelle che dicevano che era giusto quel che facevano i tedeschi e i fascisti perché si disubbidiva alle leggi, e chi di noi diceva che l'obbedienza allo Stato non poteva arrivare all'uccisione di questi giovani che, essendo stati presi come ostaggi, non avevano non avevano nessuna colpa per fatti specifici.
Poi tu hai fatto la staffetta con un nome di battaglia, Sì, che era? Gabriella. Come hai scelto questo nome? O chi L'arcangelo Gabriele, ho detto, mi proteggerà. Come staffetta che cosa facevi? Beh, anzitutto trasmettevo gli ordini, quello che succedeva dovevano saperlo gli uni e gli altri. Poi c'era chi doveva rubare le gomme delle biciclette per potermi permettere di correre e naturalmente anche quella era una missione di guerra. Senza gomme non avrei fatto 120 km al giorno di bicicletta, quindi c'era anche questo aspetto che voleva dire il rifornimento delle gomme, il rifornimento del pane, un po' di polenta, questa magari ce la davano i contadini, ma bisognava anche cercarlo e non andare a cadere nelle mani dei fascisti o dei nazisti. Poi il compito più pericoloso era quello di portare o apparecchi o altre cose che erano necessarie alla vita della resistenza. Specialmente negli ultimi mesi della guerra gli alleati cominciarono a paracadutarci nei generi di prima necessità, tritolo, esplosivo, paracadute che i ragazzi della brigata misero da parte per farmi il corredo quando finita la guerra mi fossi sposata. C'erano tutti questi incarichi. Io per esempio una volta ho portato una radiotrasmittente dentro una valigia da Treviso fino a Bassano, facendo la via per Galliera, San Martino di Lupari. Cioè c'erano vari compiti, alcuni talmente pericolosi che il comandante mi aveva detto: se vedi che i tedeschi ti inseguono, butta in un fosso, butta in qualcosa dove non sia visibile e nasconditi nella prima fosso, nella prima campagna che trovi disponibile. Tu avevi un ruolo anche importante come staffetta, perché hai anche poi durante la liberazione avuto un ruolo anche nella trattativa. Sì, la notte che dovevamo trattare con i tedeschi la liberazione di Castelfranco, io fui una delle 4 persone che andarono a trattare con i tedeschi al Palazzo Bolasco, che è questo qui dinanzi, dove c'era un colonnello tedesco. Devo dire la trattativa fu molto corretta, molto leale. Noi dicemmo le cose che non dovevano essere fatte a Castelfranco. Non dovete bruciare, non dovete distruggere, non dovete ammazzare gente. E noi demmo l'assicurazione ai tedeschi che non sarebbero state rappresaglie, violenze, nemmeno contro di loro. Quindi la trattativa fu lunga, finì verso le 3 di notte e io dovevo andare a avvisare un plotone che marciasse verso Castelfranco perché ci fosse lo scambio dei soldati dell'una e dell'altra parte. Ci fu questa trattativa molto lunga, facemmo questo patto e concentrammo i nostri soldati, i partigiani, su Castelfranco perché lo scambio avvenisse controllato bene sia da loro che da noi. Così è stato. Allora io, passando sotto le finestre della mia casa, che è questa che avete alle spalle, passando mi sono messa a gridare: mamma, papà, abbiamo liberato Castelfranco. Loro non sapevano che io ero partigiana e quindi hanno cominciato a dire: fermati, dove vai? Abbiamo liberato Castelfranco. Non mi fermai, andai a chiamare il plotone e alla notte, quando il comandante aveva disposto le guardie, vidi un'ombra alta in mezzo alla piazza di Castelfranco. Alto là, chi va là? Questo non aveva la parola d'ordine e io gli misi la rivoltella sulla schiena e dissi: vada avanti fino al comando, che era nella casa di un avvocato in piazza Giorgione.
E quando aprivo la porta e c'era la luce, vidi che era mio padre. E qua mi fa, dice, cosa fai tu qua? Cosa faccio io? Tu cosa fai qui che devi essere con la mamma, chissà quanta paura avrà. Insomma ci rimproverammo, ma fu una barzelletta perché mio padre, che era socialista durante il fascismo e quindi era antifascista, quando c'erano feste fasciste andavano in farmacia e lo costringevano a bere l'olio di ricino. Quindi mio padre ce l'aveva a morte con i fascisti. E poveretto, il primo giorno della liberazione capita che lo arresto io. Quindi fu una cosa molto... E tu eri armata? Sì, ero armata, avevo una rivoltella piccola, ma l'avevo. Ma l'ordine era non sparare se non c'è veramente l'alternativa. Come mai ti hanno chiesto di partecipare alla trattativa? Tu non eri una ragazza di 17 anni? Forse per dare più fiducia ai tedeschi, la delegazione nostra era fatta dal comandante, dal sacerdote della brigata, da una nostra amica che faceva il doppio gioco, La Liliana Saporelli. la Liliana Saporelli. Lei faceva proprio il doppio gioco nella sua villa, ospitava i tedeschi, faceva preparare belle cene, era tutta una mascheratura che le permetteva di ospitare i tedeschi senza che questi pensassero che lei era dentro il movimento partigiano. E lei vi forniva delle Notizie molto importanti. Allora, l'intervista è di Maria Teresa Sega, e Maria Teresa Sega è la studiosa dei movimenti delle donne in età contemporanea. È stata docente di lettere distaccata presso l'Istituto Veneziano per la storia della resistenza e della società contemporanea, IVERES. Dal 1997 al 2021 ha fatto parte di numerose associazioni e attualmente è presidente dell'Associazione per la memoria e la storia delle donne in Veneto, Resistere. Numerosi suoi campi di ricerca, soprattutto nell'ambito della storia delle donne e storia di genere. Ha attivato numerosi saggi, tra cui con Luisa Bellina, Tra la città di Dio e la città dell'uomo, donne cattoliche della resistenza veneta, uscita nel 2004 con la prefazione di Tina Anselmi. In questo volume è riportato il contributo di Tina Anselmi, da lei intervistata il 20 giugno del 2001, assieme a Luisa Bellina e Franca Trentina. Attualmente coordina un gruppo di ricerca a livello regionale veneto con il Lungo 68 delle ragazze, che ha avviato una raccolta di testimonianze orali, materiali, che ha permesso di realizzare lo spettacolo di racconti e canzoni con le parole Il luogo 78 delle ragazze. Il professor Mauro Pitteri è socio corrispondente della Deputazione Veneta di Storia Patria, ha insegnato per 40 anni nella scuola secondaria, si è a lungo occupato di storia dell'agricoltura, del mondo rurale della Repubblica Veneta in età moderna.
Ha al suo attivo numerose storie di paese, ha studiato acque, mulini, confini territoriali, beni comunali. Dal 2010 ha iniziato a collaborare con la CISL Veneto in occasione del 150° dell'Unità d'Italia, pubblicando con la CISL i diari del Risorgimento, della Grande Guerra e dell'Unione del Veneto. La CISL Veneto lo ha incaricato di iniziare una ricerca sull'attività sindacale di Tina Anselmi, che ha poi dato risultati significativi con il volume oggi presentato in un secondo dell'attività parlamentare di Tina Anselmi per le donne. Per la CISL di Treviso ha curato la bibliografia della sindacalista amica di Tina Anselmi. I due relatori sono presenti e li invito a salire sul palco. Grazie. Prende la parola la dottoressa Sega e noi vi ascolteremo con grande attenzione. Prego. Grazie. Sì, penso di sì. Sì, innanzitutto ringrazio il Comune di Castelfranco, la CISL Veneto per l'invito, per questa occasione, sempre importante per noi parlare di Tina Anselmi e tutti voi che siete qui. E saluto ovviamente la famiglia, le sorelle carissime di Tina. Io brevemente parlo di Tina partigiana della Resistenza. Avete visto questa intervista. Questa intervista è stata realizzata nel 2004 quando decidemmo di fare un film sulle donne e la Resistenza in Veneto, che poi è stato presentato nel 2005, intitolato I giorni veri, che è una citazione di Giovanna Zangrandi, Le ragazze della Resistenza, in un convegno che organizzammo a Venezia su donne e resistenza in Veneto, al quale parteciparono tante delle partigiane, ancora allora ce n'erano ancora molte viventi, molte nostre testimoni, perché da qualche anno avevamo iniziato anche in Veneto a raccogliere testimonianze orali di partigiane per poter raccontare la loro storia, perché in particolare per quanto riguarda le donne non sono sufficienti le fonti tradizionali, diciamo, le fonti d'archivio, spesso anzi sono occultate le partigiane in queste fonti, e quindi abbiamo raccoltato molte testimonianze. In quell'occasione nasce l'associazione Resistenze in memoria e storia, che si occupa di memoria e storia delle donne in Veneto, proprio perché ci era sembrato che dovesse avere una continuità, un seguito, quel bellissimo incontro tra le partigiane e noi ricercatrici e anche ragazze più giovani. E Tina, quindi, noi la consideriamo una socia fondatrice della nostra associazione, e è stata anche presidente onoraria, l'abbiamo nominata, poi lei è stata anche presidente onoraria dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione. In quegli anni lì lei veramente portava la memoria della Resistenza dovunque, nelle scuole, era molto attiva, molto impegnata. Ma in realtà noi avevamo incontrato, io e Luisa Bellina, di cui sentite la voce nel film, avevamo incontrato Tina Anselmi qui a Castelfranco con Franca Trentin, l'allora presidente dell'Istituto della Resistenza di Venezia, perché per suo impulso, per impulso di Franca, io e Luisa iniziammo questa ricerca sulle partigiane cattoliche, perché erano state abbastanza, come dire, dimenticate, loro stesse magari non avevano raccontato. E quindi venimmo ad incontrarla a casa sua. È stato un bellissimo incontro, vi immaginate queste due donne anche con storie politiche diverse, però entrambe avevano fatto la Resistenza, si intesero subito
E poi fu Tina che ci indicò anche altre, per esempio Marcella Dallan, altre che poi andammo a intervistare, e questa intervista che raccogliemo fu pubblicata nel libro che avete citato, Tra la città di Dio e la città dell'uomo, donne cattoliche nella resistenza veneta. Ecco, questo per dirvi un po' insomma il contesto nel quale è nato questo rapporto con Tina Anselmi e queste fonti che abbiamo raccolto. Io dirò brevemente, allora, perché molte cose le conoscete della storia resistenziale di Tina, alcune le avete sentite raccontare qui. Io mi soffermerò sul significato che ha avuto la partecipazione alla resistenza per Tina Anselmi e attraverso di lei e per tutte le altre, diciamo. Dunque, lei donna, ragazza, giovanissima, 17enne, cattolica. Allora, nelle interviste, nelle varie interviste che sono state raccolte, anche i testi pubblicati, biografici, autobiografici, lei racconta della sua infanzia, della bambina che era, della bambina e poi della ragazza, no? Ce la immaginiamo vivace, libera, sportiva, forte, determinata. Ecco, questo carattere che poi ritroviamo sempre, no? Lei faceva parte già dell'Azione Cattolica e dovete pensare che in quell'epoca, siamo sotto il regime fascista, probabilmente era l'unico modo, lei era sinceramente cattolica e credente, però era anche l'unico modo questo per le ragazze di uscire di casa, di andare fuori e di poter avere un qualche, forma di impegno sociale. Quindi le organizzazioni cattoliche sostanzialmente, il resto era si faceva clandestinamente, no? Ecco, quindi di impegnarsi e di essere attive, cosa che chiaramente un impulso che Tina ha avuto da sempre. Credo che abbia avuto anche dei bei modelli, questa nonna straordinaria con la quale tra l'altro lei aveva un rapporto particolare, dormiva insieme, la madre, il padre antifascista, il padre tra l'altro laureato in farmacia, farmacista, antifascista, socialista, anche bello questa, la figura del padre socialista, della madre, probabilmente dalla componente femminile della famiglia, assorbito soprattutto, credo, la fede. Ecco, e lei si impegna appunto con l'amica Marcella Dallan, si impegna già allora. E che cosa organizzano queste ragazze? Organizzano una biblioteca per le operaie, perché c'era una fabbrica che in tempo di guerra aveva assunto appunto ragazze, no? E loro avevano avvicinato queste ragazze e avevano organizzato una biblioteca, quindi per consentire a loro di leggere. Quindi è tramite l'amica Marcella Dallan che lei entra nella resistenza. Guardate, questo lo sottolineo, abbastanza interessante, perché non è l'unica. Lei lo fa all'insaputa dei genitori. Sì, c'erano nella resistenza le famiglie resistenziali, cioè in cui l'intera famiglia partecipava, e quindi di fatto anche i figli, anche i bambini e bambine. Ci sono nostre testimoni che all'epoca erano bambine e avevano un ruolo non secondario, perché erano insospettabili, quindi magari facevano le vedette, no? Portavano messaggi, eccetera. Famiglie resistenziali che sono considerate proprio dei nuclei resistenziali, tra l'altro famiglie nelle quali si trasmetteva l'antifascismo, no? Nelle famiglie antifasciste come la sua, tra l'altro. No, lei entra così, entrano ci sono questi rapporti d'amicizia che sono importanti, e qui sono ragazze che fanno questa scelta, che decidono di entrare, si passano parola, e quindi è l'amica Marcella che la porta dal comandante Gino Sartor, che era il fratello di Domenico Sartor, poi entrambi diventeranno tra l'altro sindaci di Castelfranco, no? Due figure preeminenti, importanti sia nella resistenza che dopo che nella politica, cattolici, che era il comandante della brigata autonoma Cesare Battisti, in maggioranza formata da cattolici ma non solo. E tra l'altro racconta Tina come il comandante Sartor si tenesse molto al fatto che
in quel momento, in quel contesto, le differenze politiche andavano smussate, no? Cioè si combatteva insieme e quindi non andavano accentuate le appartenenze politiche e le divisioni. Quindi è l'insaputa della famiglia e questa è la scelta. Voi avete intitolato giustamente la scelta, no? Lo spettacolo. Pensate all'importanza, no, di questa scelta per una ragazza di 17 anni, per quanto così vivace, desiderosa di fare qualcosa, eccetera, no? Esserci per cambiare, appunto, no? Questa scelta è innanzitutto una scelta che nasce dal desiderio di avere un ruolo attivo, di non stare, come dire, ad aspettare, no? di non restare nell'attesa, ma di fare qualcosa sostanzialmente, ecco, esserci per cambiare. E però diventa anche una scelta etica, e vediamo perché. Intanto dopo questo incontro con Sartor c'è l'episodio degli impiccati di Bassano, no? Dopo il rastrellamento del Grappa, durante il rastrellamento del Grappa, il 26 settembre del 44, questi giovani, quarantina, no? Ragazzi che vengono rastrellati e che non appartenevano neanche alla resistenza, tra l'altro, erano semplicemente magari ragazzi che si erano nascosti perché non volevano andare a fare militare, insomma ragazzi rastrellati vengono impiccati. Questo allora era una scelta dei nazisti e anche dei tedeschi, quella di queste rappresaglie e dell'esibizione proprio come monito, no, dei morti, degli impiccati o comunque degli ammazzati, che dovevano rimanere insepolti, diciamo, per 3 giorni, proprio per suscitare terrore sostanzialmente, no? E che cosa fanno i fascisti? Obbligano tutti i bambini e i ragazzi delle scuole ad andare a vedere gli impiccati, proprio come monito e questo lei lo dice, è una cosa raccapricciante, c'era chi piangeva, chi stava male, però questo suscita anche una fortissima reazione in lei e quando torna a scuola e dice ci siamo perfino picchiate con le compagne di classe perché alcune dicevano vabbè è la legge, questi hanno trasgredito la legge, bisogna osservare le leggi, se si sta, questo è quello che succede, no? Se non si osserva la legge. Invece lei no, lei probabilmente anche altri, ma soprattutto lei no, lei si fa delle domande, si chiede se è giusto. Allora la domanda chiave, la domanda centrale, la domanda etica è giusto obbedire a una legge ingiusta che già si era posta nel 1938 con le leggi razziali, no? Che pure erano leggi di Stato. È giusto obbedire a una legge ingiusta? Quindi lei questo se lo pone, capisce che lì c'è qualcosa che va oltre, no? Appunto un'etica e poi viene, come dire, sostenuta in questo dall'assistente dell'Azione Cattolica quando la domenica va alla riunione, questo assistente che affronta, no, a quale lei chiede, anche lì c'è una discussione, affronta il problema sulla legittimità intanto della non rispettare una legge che è una legge ingiusta perché viola i diritti umani sostanzialmente, no? Allora c'è un limite che non si può superare e questo vale in generale, no? E tra l'altro sulla legittimità della violenza, cioè dell'uso delle armi, guardate che è stata una scelta anche questa non da poco, per i cattolici in particolare, ma non solo, non è che gli altri lo facessero tranquillamente di usare le armi, uccidere, rischiare di essere uccisi, eccetera, no? Va detto che nella dottrina cristiana, adesso forse Piteri ne sa meglio di me, da sempre c'era stato comunque questo dibattito e come dire il sostenere la legittima difesa, quindi il ricorso alla violenza in alcuni casi e anche il concetto di guerra giusta, no? Ecco, la Chiesa da questo non si era mai sottratta, dalle crociate in poi, diciamo, no? Ma per dire già durante prima della Prima Guerra Mondiale la divisione tra interventisti e non interventisti o neutralisti aveva diviso anche i cattolici perché molti di loro
erano invece interventisti, come per esempio l'Antonietta Giacomelli, una importante figura cattolica che però era interventista. Quindi capite, è un dibattito molto importante e tra l'altro scrive Tina nell'intervista che fa, no, con Anna Vinci, dice consapevoli di poter morire e noi volevamo vivere, di poter uccidere ma non volevamo uccidere. Ecco, capite questo dilemma. E quindi la scelta comunque di partecipare alla Resistenza con tutto quello che comportava. Va anche detto che molti cattolici hanno partecipato attivamente alla Resistenza, a tutti i livelli, dalle staffette ai partigiani, ai comandanti, ma ecco, se mi chiedete se era una scelta della Chiesa o in generale, no, era una scelta individuale. Era una scelta individuale perché non c'era una linea, diciamo, no, un'indicazione generale da parte della Chiesa, ma molti parroci, molti assistenti dell'Azione Cattolica o della FUCI e anche vescovi sostenevano l'ingresso nella Resistenza, lo sostennero e vi parteciparono, vi presero parte. Rimane comunque sempre una scelta individuale, diciamo, anche nel modo con cui si fa la Resistenza, perché, ecco, dice Tina, no, era un interrogativo, lo scrive nell'introduzione al nostro libro Tra la città di Dio e la terra del Duomo, no? Difficile, paradossale sul diritto di uccidere, no? E all'assistente al quale lei chiede, no? Proprio si confronta sulla possibilità anche di usare un'arma. E lui le risponde: beh, a meno che tu non voglia morire. Quindi no, si riconosce questo diritto all'autodifesa comunque, ma bisogna dire che l'arma Tina ce l'ha solo alla fine della Resistenza, cioè nel momento, nei giorni immediatamente prima della liberazione. In realtà lei entra come staffetta. Fa la staffetta, che vuol dire? Vuol dire portare messaggi, sostanzialmente, portare tutto quello che serve, lei l'ha raccontato, no? Esplosivo, la radiotrasmittente, eccetera. Cioè, come dire, il ruolo in particolare delle donne nella Resistenza, che è quello di fare le staffette, è un ruolo fondamentale, perché voleva dire che loro tenevano i contatti tra le brigate, tra i comandi, tra il CLN regionale e le brigate, no? Che era una cosa indispensabile nella Resistenza. Non solo, ma portavano tutto quello che era indispensabile per la vita della brigata, che va dal cibo agli indumenti, alle scarpe risuolate, e anche alle armi. Ecco, lei parla dell'esplosivo e qui bisogna dire che lei appunto in tutta questa prima fase della Resistenza, in cui fa la staffetta, le dice faccio 100-120 km al giorno. Tra l'altro lei era una sportiva, quindi riusciva addirittura prima di andare a scuola, perché lei andava a scuola a Bassano, andare a Treviso a prendere ordini, tornare a Castelfranco, andare a Bassano, andare a scuola, ritornare la sera. Pensate un po', insomma, no? Sta ragazza di 17 anni da sola, così. Ma no, lei dice un po' la linea anche del comandante Sartor, era quella di fare delle azioni che avessero il minor numero di vittime, cioè evitare in tutti i modi le rappresaglie, per esempio. E allora, dice Tina, noi cosa facevamo? Facevamo dei sabotaggi, cioè lei trasportava l'esplosivo per questi sabotaggi, cioè venivano sabotate le linee del treno ferroviarie che passavano di qua per impedire che i soldati italiani arrestati venissero deportati in Germania e anche che dalla Germania arrivassero rifornimenti, eccetera, evitando, cioè facendo quindi saltare i ponti e saltare le ferrovie, evitando però appunto
facendo in modo che non ci fossero delle vittime. Ecco. Dunque, brevemente arrivo appunto alla fine. Lei ha un'arma, dice: per fortuna non ho avuto modo di usarla, vabbè, adesso qui salto perché ci sarebbe molto da dire ovviamente sul fatto che la resistenza sì è stata anche una resistenza armata ma non militarista, no, non c'era nessuna esaltazione della violenza, al contrario, tutte le testimoni che noi abbiamo intervistato e anche i testimoni dicevano: abbiamo fatto la guerra perché non volevamo la guerra, abbiamo fatto la guerra per la pace, lo dice anche lei, no? E questa è la moralità della resistenza, come ha scritto lo storico Claudio Pavone. E quindi tanto più questa scelta è una scelta forte per le donne, perché storicamente erano state escluse dalla guerra, dal portare le armi, no? Che tra l'altro questo le aveva anche escluse dalla cittadinanza, il fatto di non portare le armi, non combattere, non partecipare alla guerra. E invece partecipano alla resistenza e possono partecipare alla resistenza ed essere molto utili, se non determinanti, pur non usando violenza direttamente, pur appunto non usando le armi. Siamo a ridosso della liberazione. Volevo sottolineare, perché dal film questo non si capisce bene, gli importanti incarichi che ha Tina, che adesso ha 18 anni ma non di più, a ridosso della liberazione. Intanto lei fa da tramite tra il suo comandante Sartor con una missione che si chiama Marini Rocco Service, una missione segreta che è in contatto con una missione alleata inglese. Come sapete, c'erano molte missioni alleate inglesi e americane nel territorio, anche in Veneto, che collaboravano con la resistenza e che organizzavano per esempio i lanci, no? I famosi lanci di armi, di altre cose di cui parla anche lei, e questi comunicavano tramite radiotrasmittenti. Ecco perché lei trasporta questa radiotrasmittente. E quindi lei ha questo ruolo importante e diventa proprio la segretaria personale di Sabatino Galli Pizzoni, che fa parte appunto di questa missione, e si trova lei ad essere una delle persone che vanno a trattare con i tedeschi assieme a Liliana Saporetti, altra donna importante di Castelfranco, che era sua amica e che siccome viveva in villa, adesso non mi ricordo il nome della villa, comunque lei l'aveva detto prima, era di famiglia altolocata, diciamo, no? Era di famiglia e che viveva in questa villa qui a Castelfranco, e siccome le ville erano di solito scelte dai comandi tedeschi come loro sedi, loro avevano un comando tedesco nella villa. Ma lei e la madre organizzavano, tra l'altro lei parlava tedesco perché aveva studiato tedesco, organizzavano delle feste da ballo per i tedeschi, eccetera, durante le quali lei estorceva informazioni importantissime attraverso le quali sono salvate delle persone. Bene. Quindi lei, la Liliana, il prete e il comandante vanno a trattare con i tedeschi. Castelfranco viene liberata prima dell'arrivo degli alleati perché arrivano in ritardo. Ecco, quindi insomma sì, ho finito. Direi che queste immagini, queste fotografie che avete visto anche nel film del 4 maggio, il giorno in cui appunto a Castelfranco c'è la cerimonia della liberazione, Liliana Saporetti, Tina Anselmi accanto al comandante Sartor e ai comandi alleati, questa fotografia dice tutto su su cosa è cambiato e su che cosa sta cominciando lì, perché è un po' come dire una rappresentazione anche di quello che sarà il dopo, cioè di una presenza delle donne, le ragazze, delle donne in generale, il loro ingresso nella storia della Repubblica e nella politica, come farà Tina. Bene, Grazie.
La ringraziamo per questi suoi approfondimenti che valorizzano ulteriormente il coraggio, la determinazione della nostra concittadina Tina Anselmi, e quindi non a caso ecco la frase: capì allora che per cambiare il mondo bisogna esserci. Professor Pitteri, a lei. Tolgo anch'io. Ecco qua. Sono un po' in difficoltà perché vedo nella sala parecchi ragazzi che la storia italiana non la sanno, quindi se io dico parole come De Gasperi, Pastore, ho paura che tutto cada nel vuoto. Proverò a essere un po' più semplice. Prendiamo nota. Farei vedere innanzitutto un aspetto della vita giovanile di Tina Anselmi che la differenzia un po' dall'azione cattolica tradizionale. E se il regista l'ha messa, è una squadra di pallacanestro. Sembra una cosa ovvia oggi, non lo ha fatto durante il fascismo. Questo è l'unico sport di squadra che possono fare le donne, non possono fare altro. Sport individuali sì, sport di squadra, pallacanestro. Lei giocava già a pallacanestro a 13-14 anni e la pallacanestro le permetteva di andare anche fuori dal paese. Pallacanestro, no basket, perché durante il fascismo l'inglese non esiste, pallacanestro. Facciamo un'altra foto, è quella di lei a scuola. Questa non è nel suo archivio, questo è nell'archivio di una compagna di classe, che sarebbe la sorella Camonico dell'impiccato. Con il cerchio vedete la sorella dell'impiccato, di questo partigiano Camonico, giovanissimo, e con lei. Allora lei in tutti i suoi diari, quando scrive per la Navicella, parla di questa attività sindacale che avrebbe fatto subito dopo, tra il 45 e il 48, quindi 18 e 21, 22 anni massimo, quindi giovanissima, appena finita l'esperienza resistenziale. Allora la domanda è: per quale motivo si mette a fare la sindacalista? Bisogna dire due cose prima. Uno, Treviso è la provincia più povera di tutto il centro-nord, zona depressa. Sembra impossibile ai ragazzi d'oggi che qui c'è la fame. Eppure qui nel 45-46 c'è la fame. Come sopravvivere? Molte delle ragazze che avevano l'età di alcune ragazze che vedo qui in sala, per sopravvivere hanno due possibilità: lavorare i campi o andare in Finlandia. Andare in Finlandia cosa voleva dire? Separare dalla crisalide il filo di seta. Come si fa? Bacinelle, 70-75 gradi, mani dentro, orario di lavoro non esiste, 8-9 ore, lavoro stagionale, integrare il reddito familiare. I quattrini se le tenevano le ragazze, no, andavano a integrare il reddito che era bassissimo. Questo dura tra il 45 e il 48, con un aggravante: la seta è la principale industria di Treviso in quegli anni. Il paesaggio agrario nostro è fatto da filari di vite sorretti dai gelsi. Questo è il paesaggio agrario. Però è finita l'autarchia fascista, non c'è più il protezionismo. Arriva la seta dall'Oriente, arriva il nylon dall'America, si chiudono le filande. Cosa fanno i datori di lavoro quando c'è una crisi? Fanno quello che fanno oggi, cercano di scaricare i costi sui lavoratori. Cioè, o pagarle di meno, ma meno di quel che prendeva era impossibile, perché voleva dire non pagarle, o farle lavorare di più. Questa è l'alternativa. È in questo contesto che probabilmente Domenico Sartor, che sarà il primo segretario della CISL trevigiana, chiede a Tina Anselmi di continuare a lavorare, di fare quello che faceva prima, la stessa bicicletta, solo che anziché andare in giro a fare la staffetta partigiana, va in giro per le filande e cerca di fare che cosa? Di dire a ste donne che hanno dei diritti, di dire che il mondo sta cambiando, di dire che c'è il diritto di voto, di dire che ha vinto la Repubblica, di dire che si sta approvando una Costituzione che dà dei diritti e che mette al primo posto il lavoro. E questo non è assolutamente scontato. Si fa fatica. Perché? Perché i datori di lavoro chiudono le filande, li lasciano a casa, cominciano a dire che queste non sono lavoratrici vere. E anche se lo sono, una delle prime cose che poi segnerà tutto il suo percorso, perché parte da qui. Allora vi dico cosa prendeva un operaio in un'ora: uomo 19 lire, donna 12, eppure facevano la stessa ora di lavoro. Per quale motivo? Perché le donne devono essere pagate di meno, è ovvio, sono donne.
e se andiamo sempre più in basso continua così. Quindi le prime lotte sono sempre queste. Allora lei fa le testimonianze, però quando è che effettivamente abbiamo la prima notizia concreta, vera di lei che inizia a fare la sindacalista? Ce l'abbiamo indirettamente dalla Francesca Meneghin che dice: il 9 giugno 1945 Maria Pia dal Canton, che è un'altra grande donna trevigiana, una delle prime deputate, convoca a Treviso le donne di C, le donne della Democrazia Cristiana. Perché la Democrazia Cristiana è appena nata, non ha strutture, su cosa si appoggia? Non può che appoggiarsi sull'Azione Cattolica. E quindi ci fa confusione tra Azione Cattolica, e ha trovato adesso recentemente una testimonianza in cui mi dicono che l'Anselmi, e questo signore si chiamava Zuanete Antonio, c'era una cooperativa proprio qui dei Campi Solari a Castelfranco, che il compito di questa operativa organizzata dalle ACLI, cioè l'Associazione Cattolica Lavoratori Italiani, che doveva essere presindacale, capisco che in sala i ragazzi più giovani ste sigle non le sanno, però ecco, questo è sostanzialmente un'azione cattolica, però che ha un particolare attenzione a preparare i lavoratori a entrare nel sindacato, nel mondo del lavoro, conoscendo un po' quali sono i loro diritti. E questa cooperativa si occupava di distribuire i generi alimentari acquistati con i finanziamenti americani del piano di aiuto e poi piano Marshall. Ebbene, questo signore dice che la cooperativa gestita dalle ACLI aveva sede in Piazza Duomo a Castelfranco e una delle dirigenti di questa cooperativa era Tina Anselmi. E quindi siamo nell'immediato dopoguerra. Il passaggio dunque dalla resistenza all'attività sindacale avviene attraverso le organizzazioni cattoliche, l'Azione Cattolica, la Gioventù Femminile e le ACLI. Questo è poi il quadro d'insieme. Dunque, per tornare alla testimonianza, così abbiamo la data precisa, in questa riunione che è del 9 giugno 1945, cioè la liberazione di Castelfranco è il 29 aprile, questa è il 9 giugno, è già un'attivista sindacale e la Meneghin ci dice: in questa sede conosco Tina Anselmi e Tina Anselmi si presenta a me, poi diventeranno amiche per tutta la vita, dicendo di essere stata nominata nella CGIL per la corrente cristiana nella Federazione dei Tessili. Ora io sono andato a vedere se veramente c'è stata una riunione in quel giorno. Nell'archivio della Democrazia Cristiana conservato presso un istituto di cui anche qui la CISL è in qualche modo partecipe, ebbene ho trovato che effettivamente Maria Pia dal Canton aveva convocato questa riunione il 9 giugno del 1945 a Treviso. E quindi questa può essere presa come la data ufficiale. È passato pochissimo tempo, aprile-giugno. Nel giro di pochissimo tempo la seconda scelta di Tina Anselmi, dopo la resistenza, continuare la lotta per la pace, per l'emancipazione, per i diritti dei lavoratori, per i diritti della donna, anziché con le armi, con i nuovi strumenti che la neonata Repubblica stava dando, e cioè la democrazia. Tant'è vero che il sindacato che organizza i tessili, dentro i quali ci sono le filandiere, la FIOT, è dell'ottobre del 1945. Quindi all'inizio l'organizzazione non è ancora una struttura sindacale. Del resto il fascismo aveva fatto tabula rasa, non c'erano sindacati. Bisognava ricostruire tutto da zero. Bisognava andare in giro fabbrica per fabbrica e convincere queste donne che unite forse avrebbero ottenuto maggiori vantaggi, avrebbero acquisito maggiori diritti che separate. Ecco, questo possiamo dire che è l'inizio. È già stato detto di qual è la matrice culturale che sta alla base di questa scelta, però non va dimenticata appunto la dottrina sociale della Chiesa. Esisteva all'epoca un delegato, un sacerdote che si occupava della questione sociale, perché la prima cosa che fa l'Azione Cattolica è preoccupata dell'avanzare dei comunisti nelle fabbriche. La miseria è la miglior propaganda, pensavano, per il Partito Comunista e per il Partito Socialista, che allora erano ancora schierati su posizioni filosovietiche. Insomma, siamo in piena guerra fredda. Sta scoppiando la guerra fredda, quindi quell'unità sindacale già nel 1947 comincia a scricchiolare, comincia a entrare in crisi.
Che cosa fa lei? Ovviamente come funzionava la CGIL? Corrente comunista, corrente cristiana, ma queste erano in competizione ovviamente, no? Per chi prendeva più tessere, più iscritti e quindi chi poteva contare di più poi a livello generale nel sindacato. De Gasperi, che era il presidente del Consiglio dell'epoca, era contrario a sta cosa, perché temeva che la CGIL fosse un modo per far penetrare tra i lavoratori l'egemonia comunista. Ebbene, nel Trevigiano si è sbagliato clamorosamente, perché qui, almeno nel settore tessile, l'egemonia ce l'aveva la corrente cristiana e quindi gli scontri con la CGIL. Lei da subito va già al primo congresso della Democrazia Cristiana nel 1946 e quindi ha 19 anni e non riesco a capire con che titolo c'è andata. Probabilmente è stata invitata perché dovevano in qualche modo allargare, perché non ci sono neanche ancora ovviamente nel 1946 i congressi provinciali eccetera. Nel 1947 invece è delegata al primo e unico congresso dopo la guerra della CGIL unitaria e qui abbiamo una foto in cui la si vede unica donna insieme ai delegati maschi, tutti ovviamente, che dalla provincia di Treviso vanno al congresso unitario. Ebbene, lì ha conosciuto i grandi sindacalisti dell'epoca, da Di Vittorio, che era quello comunista, a Pastore, che è invece colui che fonderà poi 2 anni il nuovo sindacato, la CISL, e rimarrà impressionata dalla figura di Pastore, tant'è che lei dice che quando pensa a un operaio, pensa a Pastore. Lo ascoltai parlare, lo guardai in viso con quella sua faccia dura e leale, pensai che se uno si chiede come deve essere un lavoratore, non può rispondere che deve essere come lui. Il congresso si è svolto a Firenze. Quando torna da Firenze ci trova a Treviso una situazione ancora più grave. Lavoravano 7.000 filandine nelle 45 filande della provincia di Treviso. Cominciano a non essere più assunte. Qual è il primo problema che si pongono? Allora, è una questione prettamente sindacale. I più giovani in sala, quando lavorerete e resterete disoccupati, avete diritto a un sussidio di disoccupazione. Ma per arrivare al sussidio di disoccupazione dovete aver lavorato almeno un tot numero di giorni. Quindi la prima avvertenza è di ottenere dai filandieri che le filandiere, c'è questo gioco di parole, lavorino almeno quel numero di giorni necessario a ottenere il sussidio di disoccupazione. Questa è la prima lotta. Per farlo sono disposte a lavorare un'ora in più. Attacco comunista, ecco la corrente cristiana ha svenduto le filandiere ai padroni perché li fa lavorare un'ora in più gratis. Sono 2 modi diversi di concepire il sindacato in quel periodo, perché i comunisti pensano alla rivoluzione, i cristiani pensano a fare il contratto e portare a casa qualcosa. Ecco, detto proprio nel dialetto che non è quello trevigiano, perché ahimè sono veneziano e questo è il mio. Queste sono le avvertenze. Questa è la prima avvertenza. La seconda è l'orario di rispetto dei contratti. I filandieri non rispettavano il contratto. Se vuoi lavorare, lavori alle mie condizioni. Provate a pensare ad andare in fabbrica, in Finlandia, a parlare a delle analfabete, perché, care ragazze, prima del 64-65, la quinta elementare era grasso che cola. Le ragazze a lavorare o in famiglia, questa era la condizione. E qui inizia tutta la sua sensibilità per il riscatto della condizione femminile, perché da giovanissima ha visto direttamente il destino di queste donne. Sapete che cosa esportava Treviso in quegli anni? Domestiche. Domestiche che andavano a servizio a Milano, a Roma, e che se avevano la disgrazia di tornare a casa con gravidanze indesiderate, venivano buttate fuori anche dalla famiglia. Questa era la condizione femminile che si è vista trovare davanti a Anselmi nelle filande tra il 45 e il 48. Sembrano cose lontane secoli, non sono lontane secoli perché alcuni dei testimoni sono addirittura presenti in sala. Allora voglio chiudere brevemente con 2 delle sue principali avvertenze. Ci sarebbe il documento in cui vediamo i contrasti con i comunisti. No, questo è
in archivio il primo documento dove trovo il nome di Tina Anselmi, che viene eletta per il secondo congresso DC, quello del 47, dove il tema è proprio l'unità sindacale. Perché tra poco ci sarà l'attentato a Togliatti e dopo l'attentato a Togliatti, per i giovani in sala, Togliatti era il segretario del Partito Comunista, gli sparano dopo le elezioni, per fortuna non muore, il paese evita la guerra civile, però avviene la rottura sindacale perché la CGIL aveva proclamato degli scioperi politici proprio per protestare contro l'attacco a Togliatti e nasce la Libera CGIL, che sarebbe la corrente cristiana che si fa autonoma, di cui parlavamo prima. Ebbene, questo è il documento e lo vedete i voti che prende e va al congresso DC con questi voti. È il primo documento che io personalmente ho trovato dove c'è il nome di Tina Anselmi, quindi non solo testimonianze orali che possono avere delle sfasature del tutto legittime, no? Nella memoria di chi racconta. Qui invece abbiamo una prova scritta. Il secondo è l'attacco che gli fa il lavoratore della Marca, che era, eccolo qua, che era il quotidiano del Partito Comunista di Treviso. La signorina, e anche qui, perché se gli avversari citano proprio la signorina Tina Anselmi, vuol dire che aveva un ruolo importante, anche se lei non è mai stata segretario provinciale dei tessili, ma segretaria mandamentale, cioè del mandamento di Castelfranco, perché all'epoca non c'erano le province, all'interno delle province c'erano i mandamenti. Due sue azioni di lotta, e una è qui a Ramon di Loria, una serrata padronale perché il padrone diceva, lo chiamo padrone ma sarebbe più giusto dire, chiamiamolo come lo chiamavano all'epoca, padrone. Non gli conveniva più filare, chiude la filanda, allora Anselmi guida queste 90 filandiere, entrano in fabbrica e continuano comunque la produzione. È il secondo caso di occupazione di una fabbrica nel Trevigiano. Quindi quando qualcuno sostiene che la corrente cristiana non era combattiva, dovrebbe andare a rileggersi un po' di documenti, perché almeno in provincia di Treviso la corrente cristiana, poi la Libera CGIL, ha dato del filo da torcere come ai padroni. Ecco, in quel contesto avviene anche l'episodio dell'arresto. Guida le filandine a protestare, le filandiere sarebbe più giusto dire, a protestare in prefettura, siccome occupano la strada, viene arrestata per interruzione del servizio pubblico. Beh, l'arresto dura poche ore perché il parroco alla testa delle filandiere vanno dal prefetto e esigono la sua immediata scarcerazione. Poi termina la sua attività sindacale e qui abbiamo una testimonianza importante fatta da Lorenzo Cadamuro. Lui entra nella FIOT, che sarebbe gli operai tessili della corrente cristiana, nel 1948. In uno di questi congressi incontra l'Anselmi, parla con lei, le chiede di candidarsi di nuovo alle elezioni del comitato direttivo. Siamo proprio alla vigilia della scissione sindacale, quindi è ancora unitario, ma lei le dice di no e Cadamuro riporta questa sua frase, perché aveva preannunciato degli impegni. E qui c'è tutto un discorso da fare. Il sospetto mio, in base alle testimonianze dopo, che abbia avuto dei problemi personali di natura privata, legati forse a sue vicende sentimentali, che poi sono finite tragicamente perché le sorelle qui presenti ad altre storiche hanno comunicato che il suo primo amore, che era questo Nino Acoleo, poi morì di tisi. Doveva laurearsi, voleva intraprendere la carriera di maestra. Però ci dice Cadamuro che ha continuato ancora per alcuni mesi a occuparsi delle filandiere, nonostante, dice lei, le mie responsabilità di partito e di sindacato aumentassero di giorno in giorno. Che lei non abbia mai abbandonato, perché abbiamo un buco nero nella sua storia e la sua attività di maestra non è ben documentata, dovremmo fare delle ricerche per capire dove ha fatto la maestra, però non ha fatto solo la maestra, in realtà ha continuato nel movimento femminile della Democrazia Cristiana. Vi chiudo con questa ultima testimonianza di Cadamuro, che nel frattempo è diventato segretario del SILT, il sindacato nato nella Libera CGIL, deve andare a Roma per contattare
il Ministero del Lavoro, perché ha bisogno di chiarire contrattualmente, perché in quel momento lì la provincia di Treviso era la più importante, se non l'unica in Italia che organizzava ancora le lavoratrici delle filande. Ebbene, Cadamolo dice che per organizzare il suo anno a Roma, è intanto per risparmiare soldi, perché i sindacati hanno sempre pochi soldi, approfitta dell'anno santo per andare a Roma come pellegrino, quindi siamo nel 1950. E chi è che a Roma gli organizza il contatto con il sottosegretario al Ministero del Lavoro, che in quel momento è un altro grande cattolico, che è Giorgio La Pira, grande pacifista? Giorgio La Pira è uno di quelli che andava per la pace in Vietnam, andava a parlare con il Cremlino. Vabbè, chi è che glielo organizza questo incontro? Glielo organizza Tina Anselmi. Grazie. Professore, per questi suoi approfondimenti che ci permettono di valorizzare sempre di più la figura di Tina Anselmi. Volevo solo chiederle, ha trovato difficoltà nelle ricerche di queste documentazioni di Tina Anselmi? Il problema è quello degli archivi. Gli archivi dei partiti e dei sindacati purtroppo rischiano di andare dispersi. C'era la Cassa Marca che ha organizzato Accatron, però anche lì cambi di proprietà, adesso l'archivio della CISL è stato portato da un'altra parte, quindi sì, è un lavoro certosino. Poi sono stato a Roma e a Roma bisogna andare all'Istituto Sturzo sia per consultare i documenti della Democrazia Cristiana sia per il suo archivio personale che è custodito a Roma all'Istituto Sturzo. Il vantaggio è che adesso alcuni archivi, soprattutto quello della Camera dei Deputati, cari ragazzi, voi che navigate, potete andare in internet e trovate tutte le notizie che volete cliccando sul portale Camera dei Deputati Tina Anselmi. Trovate tutta la sua attività legislativa. Certo, ci vuole un po' di pazienza, non è come Wikipedia che cliccate e avete la risposta. Ci vuole un po' di pazienza. Grazie professore. Chiedo se dalla platea c'è qualcuno che vuole porre qualche domanda ai nostri relatori. Non vedo mani alzate e quindi ho il piacere di invitare sul palco il primo cittadino di Castelfranco, il sindaco Stefano Marcon. Buonasera a tutti e grazie della presenza bella, numerosa. Grazie agli storici. Un saluto alla famiglia Anselmi presente e un saluto e un ringraziamento lo voglio fare a Mary Pavin, alla consigliera che ho incaricato di questo progetto di valorizzazione della figura di Tina Anselmi. Volevo fare un passaggio chiedendo scusa per il ritardo, è una condizione alla quale non mi abituerò mai, ma credo che Tina me lo perdona visto che ero ad accogliere il Presidente del Senato, l'onorevole Casellati, e quindi insomma una figura di un rispetto delle istituzioni. Ho detto grazie a Mary perché sulla figura di Tina Anselmi ci siamo interrogati diverse volte in città e ogni qualvolta si avvicina un momento di celebrazione nascevano delle polemiche su un'intitolazione di un qualcosa, su una valorizzazione. A me il progetto, così come l'ha presentato, è piaciuto subito, tantissimo, perché la finalità di questa serie di convegni è quella di rendere memorabile Tina Anselmi a Castelfranco e che il suo nome venga associato sempre alla città che le ha dato i natali e che venga diffusa la sua azione, il suo percorso politico, il suo percorso di sindacato, il suo percorso di staffetta nella resistenza. I filoni del lavoro, della sanità e della legalità sono i tre capisaldi di questa progettualità che mi porterà a Cagliari nel prossimo fine settimana
non so se le sorelle sapevano, ma al comune di Pula intitolano una piazza, e quando siamo partiti con questo progetto c'è stato un tam-tam che ha visto avvicinare molte amministrazioni a livello nazionale a Castelfranco Veneto, perché Tina Anselmi viene celebrata. Ne viene ricordato insomma il suo percorso, il suo essere prima come ministro, nel suo lavoro da ministro rispetto alla sanità, nell'essere stata presidente della commissione P2, e quindi credo che al termine di questo percorso, indipendentemente da cosa andremo a individuare per onorarne la memoria a Castelfranco, l'azione che stiamo facendo la sta rendendo memorabile, la associerà a Castelfranco. Ringrazio la CISL con i suoi rappresentanti presenti qui in sala per aver sposato sin dall'inizio questa progettualità e di aver sentito un'amministrazione, penso di poter dire, vicina e crederci in questa azione. Lavorando di concerto, lavorando in squadra, io penso che i valori di Tina, ormai confidenzialmente la chiamiamo così, siano valori che poi si entrano dentro alle nuove generazioni, anche quello della pazienza, perché faceva riferimento prima alla pazienza di star qui ad ascoltare piuttosto che andare in internet, no? Oggi in tempi di velocità, il saper stare insieme, saper ascoltare per un'oretta questi aneddoti anche della Resistenza, che sono aneddoti che verosimilmente la mia generazione si è sentita raccontare dai propri nonni. La generazione che mi sta succedendo, quella dei miei figli, non ha avuto questa opportunità, e il territorio come il nostro, in diversi ruoli, ha avuto quasi tutto un'esperienza di resistenza. Tante sono le famiglie che hanno dato il proprio contributo a quel momento storico che ha trasformato poi l'Italia da monarchia in repubblica, che ha messo la fine alla parola nazifascismo e che forse purtroppo è attuale, perché con la guerra che abbiamo in Ucraina e in Russia, con la resistenza che stanno facendo là, verosimilmente alcune storie che noi stiamo ascoltando e che pensavamo non aver più bisogno di sentire, di non aver più avuto modo di sentire, verranno raccontate a nuove generazioni, ma verosimilmente animate da quella voglia di uscire da un sistema di ingiustizia, da combattere l'invasore, perché c'è un orgoglio nazionale che viene sempre a galla nel momento in cui si tocca il fondo. E questo viene se ci sono valori fondanti positivi. E le giovani generazioni, a mio modo di vedere, ce l'hanno ancora. Grazie ancora e alla prossima. Buona giornata. Il professore è rimasto soddisfatto. Bene, grazie. Bene. Allora per questo primo momento l'abbiamo conclusa e ci vedremo dopo le vacanze, come dicevo prima, verso fine anno, con un nuovo intervento che tratterà il tema della resistenza. Grazie a tutti della vostra partecipazione. Arrivederci.